Cari amici di Sicilia Magazine, siamo sopra una Triumph TR3A, la macchina del film iconico La Dolce Vita, perché si conclude la 26esima edizione del Ride dell'Etna, più di 1000 km percorsi, 60 prove scalate, macchine d'epoca che vengono da tutto il mondo come i piloti. Oggi li andremo a scoprire. È stata una settimana piena che ha soddisfatto assolutamente i partecipanti che, come dicevamo, vengono da tutto il mondo. Abbiamo gente che è venuta da Haiti, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Colombia e da tutta l'Europa più o meno. E facciamo vedere la Sicilia più vera, quella meno conosciuta, le case nobiliari chiuse al pubblico e tante chicche che abbiamo solo in Sicilia, nella nostra splendida isola. Ci saranno novità per l'anno prossimo oppure si va sempre su questo, format che è vincente? Il format è questo, che è vincente, solo che l'anno prossimo saremo un po' più nella Sicilia occidentale e poi torneremo chiaramente nuovamente a Catania. La polizia stradale non poteva non partecipare. Abbiamo portato anche il nostro gioiello, l'Alfa Romeo Sprint 2006 che è del 61. Essere presenti era doveroso. La manifestazione ha avuto un gran successo ed è anche un'ottima cartolina di presentazione per la Sicilia. Una giornata meravigliosa in una location straordinaria come quella appunto di Piazza Teatro Massimo. Per noi è un momento di grande soddisfazione. Catania diventa sempre più una città turistica, soprattutto che accoglie i suoi concittadini e facciamo in modo di dare queste opportunità di bellezze straordinarie che accompagnano anche le nostre strutture, appunto come quella del Teatro Bellini che vediamo alle mie spalle. Quindi viva Catania, viva il Ride dell'Etna e siamo sempre disponibili per i prossimi eventi. Michelin è vicino al Ride dell'Etna, ogni anno ci vuole un po' raccontare, no? Cosa fate in questo grandissimo evento e qual è il suo ruolo? Da 10 anni abbiamo questo partenariato con il Rally dell'Etna a cui io partecipo sempre molto volentieri. È una rally di altissimo livello che ci permette di incontrare utenti da tutto il mondo e questo per noi è molto importante, poter scambiare direttamente con coloro che poi utilizzano concretamente i nostri pneumatici sulle loro automobili. Per noi è fondamentale essere partner di queste manifestazioni perché hanno un ruolo importantissimo per contribuire a mantenere intatto il patrimonio storico dell'automondiale. Ci troviamo in Sicilia, quindi in una posizione molto decentrata geograficamente, quindi riuscire a far arrivare in Sicilia tutti questi equipaggi che provengono letteralmente da tutto il mondo, è un'operazione molto impegnativa. Tra l'altro quest'anno siamo arrivati a passare le 100 iscrizioni, quindi un numero molto importante e molto impegnativo. Da tanto tempo mi dicevano devi andare assolutamente a vedere questo Ride dell'Etna, allora quest'anno ne ho approfittato, sono sceso, sono venuto anche con la mia famiglia, visto che insomma la Sicilia merita di essere vissuta in compagnia e ho deciso di fare una cosa abbastanza inusuale, cioè di partecipare a un raduno di auto storiche e anche al Porsche Tribute con l'unica macchina elettrica di tutte queste che sono qui oggi a Catania. È stata anche una scelta voluta per vedere qual è lo stato delle infrastrutture siciliane e devo dire che non abbiamo avuto nessun problema nel senso che le colonnine ci sono dappertutto e anche a alta potenza, quindi sono particolarmente contento di aver unito la passione per l'auto storica con il futuro, il domani dell'automobile che forzatamente sarà elettrico.